Prende il via qui da Conegliano come tradizione dall'Aula Magna dell'Università di Padova il cosiddetto trittico vitivinicolo di Veneto Agricoltura, ovvero questi 3 appuntamenti che l'azienda regionale propone al mondo vitivinicolo veneto proprio per dargli strumenti per poter meglio affrontare la stagione della vite e quindi per meglio affrontare e rendere i produttori più competitivi sul mercato. Ci sono interessanti novità, si parla di andamento climatico, si parla ovviamente di stato vegetazionale della vite e anche qualche novità come per esempio i cosiddetti vitigni resistenti. Sì, ormai da parecchi anni Veneto Agricoltura con la Regione Veneto, con il CIRB dell'Università di Padova e ABEPA e tutti gli enti comunque coinvolti organizza il trittico vitivinicolo, ovvero 3 momenti informativi, il primo a giugno qui a Conegliano, il secondo ad agosto a Legnaro sulle previsioni della vendemmia e il terzo consuntivo a dicembre. Quindi 3 momenti per tenere monitorato costantemente il settore vitivinicolo veneto. Oggi a Conegliano si farà il punto sullo stato vegetativo e fitosanitario appunto del vigneto veneto per capire, saranno fornite le prime indicazioni sulla produzione 2015. Per poi saranno affrontati ovviamente tutta una serie di altri argomenti, altri temi di carattere tecnico, di sicuro interesse per i viticoltori in questo momento, in questa importante fase che anticipa l'estate, quindi un momento cruciale per la vite. E poi il prossimo appuntamento ad agosto a Legnaro sulle previsioni della vendemmia. Sono momenti interessanti, utili per capire non solo l'andamento, ripeto, nel vigneto, ma poi anche l'andamento commerciale, il marketing e così via. Queste varietà sono selezionate da costitutori particolari, prevalentemente enti di ricerca, che tramite una metodologia di incrocio introducono dei geni resistenti a determinati funghi, principalmente per ora peronospora e oidio, ma si sta cominciando anche l'oidio, e noi li proviamo l'adattabilità nel territorio regionale. Attualmente la Regione Veneto sta iscrivendo quelli iscritti al Registro Nazionale delle Varietà, che è la metodologia per cui si può coltivare un vitigno a livello produttivo e quindi non per autoconsumo. Attualmente abbiamo vitigni di scuola nordica, diciamo, quindi prevalentemente possiamo chiamare i vini imparentati con i Riesling, con i Pinot. Attualmente si stanno inserendo vini vicino al Tokai friulano, al Merlot e al Cabernet Sauvignon, e poi in corso vi sono molti altri progetti fatti anche in questo territorio veneto, per esempio dal centro di ricerca qui di Conegliano, che stanno provando l'inserimento di geni resistenti sulla glera. Sappiamo che quando il clima diventa un po' capriccioso, ecco che anche il viticoltore purtroppo ha il suo da fare. Diciamo che fino adesso non c'è stato questo scontro, il viticoltore è stato abbastanza agevolato dall'andamento stagionale, quindi sotto la breve memoria di tutti delle belle giornate di sole e delle elevate temperature. E questo ha creato quindi pochissime preoccupazioni per la difesa del vigneto e altrettanto per il suo sviluppo vegetativo. Purtroppo adesso quest'ultima settimana invece ecco che avviene questo scontro di cui si diceva, e allora cominciano le prime preoccupazioni, anche perché abbiamo una memoria del 2014 che ci fa ricordare che proprio a metà giugno è iniziato il vero dramma dell'annata 2014, per cui in questo momento c'è la massima allerta. Fortunatamente però partiamo con un vigneto che è assolutamente sano, con una vegetazione che è assolutamente equilibrata, ma anche partiamo, come dicevo, con una memoria per cui i vigneti sono già, rispetto al 2014, già meglio predisposti ad affrontare eventuali scontri con il clima.
E l'anno scorso questo è stato forse la causa di tutti i danni che abbiamo avuto. Quest'anno le sfogliature sono state fatte, e le scacchiature già in fase primaverile, le spollonature e così via dovrebbero garantire un miglior microclima all'interno della chioma, per cui anche minori problemi dal punto di vista sanitario.